Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti in un nuovo video. Siamo fermi nel parcheggio dell'autostrada ad aspettare Rick, che è 5 minuti in ritardo, per andare al consueto evento annuale dal Golf Passion a Antegnate in piscina. Ero indeciso se portarvi questo video perché comunque l'evento è più o meno sempre quello, però ci tengo perché è l'ultimo evento Golf Passion in cui andrò per i prossimi anni, quindi comunque mi piaceva avere un ricordo e mi piaceva anche portarvi con me. Verso Brescia si unirà poi anche Michele, e non con la DeLorean ma con la sua GT che avete già visto a Cremona. Oggi la giornata sarà molto calda e io proverò a portarvi, ok, il contenuto comunque è quello, però in qualche prospettiva diversa o qualcosa di diverso, non lo so se riesco, ci proverò. Comunque poi più tardi mi raggiungeranno anche i miei cugini, ma vabbè, non vi interessa. E niente, adesso aspettiamo Rick che arriva e partiamo. E dopo ci troviamo all'autogrill con Michele per poi fare la strada insieme. All together! Eccoci qua ricongiunti con Michele, qua totalmente a caso abbiamo beccato una coppia che sta venendo anche loro al Golf Passion. Facciamo la macchina di Rick, adesso facciamo il caffettino e basta, dopo si riparte. Vai, Spassi! Bene ragazzi, come avete visto siamo arrivati. Aspetta che metto in difficoltà un attimo Michele. Sei il solito. Sei il solito.
Lì c'è anche Riccardo, vedete, fa finta di niente. sono circa le 10. C'era una bella colonna, quando siamo entrati noi eravamo al limite. Vi ho messo qualche clip che ho provato a fare delle robe particolari, non so cosa sono venuti fuori. Spero qualcosa di decente, perché è stato proprio un test dal nulla. Quindi quello che vedrete è quello che sono riuscito a fare. Sto giro sono riuscito a metterle tutte vicino, vedete? C'è la mia, questa è di Mattia, l'ho conosciuto oggi. Poi c'è quella di Michele. E qua c'è quella di Rick. Per la prima volta siamo riusciti a mettere tutte vicine. E di solito ovviamente le mettono un po' random in base al modello, però ci sta, dai, figo. C'è veramente tantissima gente, anche quest'anno sold out. Dopo qualche carrellata di qualche modello particolare che ne vale la pena ve la faccio, dai, faccio vedere qualcosina. Ho perso Fabio, l'ho visto all'ingresso ma non lo trovo più, non risponde, basta, è sparito. Allora vi faccio vedere la macchina di Fabio con i venti. Non ha l'aria, lui gira così. We love you, Joshua. In the trap for the long and ain't paying no visit. Hit it one time, now she running. We live it, rain down on the mask, so he know that I did it. Go ahead and try me, find out if I'm with it. Pip it, bitch out, no, I ain't exhibit. In a picture with words, look at the exhibit. You buy we just smoking, I buy we to flip it. She not a vibe in the AM, I'm hung to the scene, so relax, cause I'ma hold it down, no matter where we at. Start feeling on my tats. Hit a couple times, now she bound to get attached. Niggas think he lit, till he meet his match. When the valley get a whip back, I better not see a scratch. See about the other day, we back for another batch. Since you hold me down, I'ma throw you a couple racks. HG, top of the business. Play with me, no, you not winning. Demon C, know we be sinning. We not with the cap and we win and relive it on. Wanna feel all the lights in the city. Know it's the time why the bells will be hitting. Hell on nights on the molly be tripping. We really some problems, try testing. We ain't like credits, we got hella good. We can say you gon' drop, we gon' pop to the top. What we fit to, we number one. Y'all just some ops, had some pencil. Y'all niggas be broke, all the drip is expensive. Baby, I'm going for jokes. Y'all niggas be cap on some hoe shit. Y'all hoe shit disturbing emotion. The love hurting me while mixing my potion on. HG, top of the business. Play with me, no, you not winning. Demon C, know we be sinning. We not with the cap and we win and relive it on. Wanna feel all the lights in the city. Know it's the time why the bells be hitting. Hell on nights on the molly be tripping. We really some problems, try testing, we ain't. I better get a nigga faster than you, same boat. Why I run from air, both the offers drive the same boat. Niggas do bitches and I let them drive the same boat. I cooked a friend that I hung up with the same rope. Roll a couple blunts, where did all the pain go? If you looking for me, I'm at the end of the rainbow. She was supposed to see my ride, now she wanna go. And let me fuck on the first look, I thought she was a hoe. See, so relax, cause I'ma hold it down, no matter where we at. I'm starting feeling on my tats. Hit a couple times, now she bound to get attached. Niggas think he lit, till he meet his match. When the valley get a whip back, I better not see a scratch. See about the other day, we back for another batch. Since you hold me down, I'ma throw you a couple racks. HG, top of the business. Play with me, no, you not winning. Demon C, know we be sinning. We not with the cap and we win and relive it on. Wanna feel all the lights in the city. Know it's the time why the bells will be hitting. Hell on nights on the molly be tripping. We really some problems, try testing, we ain't. Si ferma più.
Come avete visto siamo al centro commerciale, stiamo andando a mangiare allo stesso centro commerciale l'ultima volta. Non vi ho voluto rompere troppo e chiacchierare, vi ho messo un po' di clip, ho fatto una cosa diversa. Comunque adesso andiamo a mangiare e ci becchiamo dopo all'ingresso per i fuochi d'artificio e il disegno dall'alto che sarà figo quest'anno. Quindi buon appetito a me. E ragazzoli, praticamente abbiamo fatto un altro mini raduno qua in una stradina perché siamo arrivati al punto dove dovremmo metterci in fila per entrare nei cancelli. Proprio che c'era la pattuglia messa lì apposta e quindi stiamo qua ad attendere quindi speriamo comunque di riuscire a entrare alla fine. Tutta sta gente qua, dove c'è gente là vicino all'ingresso dove non disturbano e vicino al distributore, sperare di riuscire a entrare perché la foto che si riesce a fare, la quantità di auto che servono è più bassa, quindi servono meno auto e non tutti possono partecipare, quindi i primi che arrivano partecipano. Quindi speriamo intanto, perché è tutta bella sporca sotto. Sai che sporcizia? Speriamo che sia sporcizia. Sì dai, non sia sporco. Adesso andiamo a mettere in difficoltà Michele. Cosa dici Michele? Allora? Ah, vedi che lui si è già armato di PC. No, dai che volevo metterti beep. Mannaggia. Un altro beep. Grazie, fammi lavorare in post-produzione. Con me fai solo beep. Fammi lavorare in post-produzione che dopo mi tocca. Anzi, sto anche guardando la targa mia che dopo devo oscurarla. Anche lì mi fa fare i beep e oscuramento targa, colpa tua. Allora praticamente adesso lui, nel momento che io sarò a 4000 giri, fa in modo che butta 5 litri di benzina nello scarico. In modo che Almeno la senti. tipo sì, esatto, visto che è silenziosa ci sta.
Bene, allora siamo qui adesso in attesa delle istruzioni su Instagram perché è un po' complicato. Noi siamo lo 0, moscini di merda, noi siamo lo 0, dobbiamo tipo sfanalare, però non ho capito niente. Adesso sono tutti in attesa e poi vi farò vedere l'effetto finale quando verrà pubblicato, sperando di fare le robe giuste. Ci siamo, 48% di batteria, non ne abbiamo più dopo. Allora, attenzione, codice 5, accendere le 4 frecce. Codice 5, accendere le 4 frecce. Codice 5, accendere i fari. Codice 5, accendere i fari. Perfetto, partiamo da te questa volta. Accendi per favore le luci. Perfetto, vai. Forza, forza. Accendere le luci. Accendere le luci. Luci, 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 luci. Vai, vai. Forza, 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 forza. Accendere le luci, accendere le luci. Accendere le luci, accendere le luci. Aspettate, vai, accendi le luci. Adesso sfanalate tutti quanti, codice 5, e le luci che sono state accese sfanalate, 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 sfanalate. Ok. Codice 5, spegnete tutto. Codice 5, spegnete tutto. Codice 5, spegnete tutto. Attenzione. Codice logo, accendete le 4 frecce, ora. Codice logo, accendere le 4 frecce, ora. Codice logo, sfanalate. Tutte quante le golf, a parte il codice 5, che sfanalano per favore. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo? Ok, ce l'abbiamo. A posto? Ok. Ragazzi, grazie a tutti, ce l'abbiamo! Bella ragazzi! Che bomba! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grazie a tutti! Auguri!
ringrazio veramente tutti di cuore, un abbraccione, speriamo che possiate tornare a casa con un bellissimo ricordo. Vai il 1009 immortale. Bene ragazzone, come al solito vi faccio le outro con questa luce bellissima, quando resiste c'è anche un moscerino. Comunque, brevemente vi ringrazio per aver seguito il video, siete arrivati fino in fondo. E se siete arrivati fin qua scrivete ultimo raduno col pezzo. E tanto so che non vedrai il video, ma comunque ringrazio tantissimo Antonio per l'organizzazione. E quest'anno è stato veramente particolare per un motivo, perché per un po' di anni non andrò più e veramente mi dispiace. E l'altro perché l'hanno organizzato benissimo, c'è stata l'occasione del 50° anniversario, che è stata fatta una cosa ancora più particolare e come ha spoilerato che forse andrà sul sito proprio della Volkswagen, quindi se capita veramente gran figo. Bene, banda alle ciance,